tutto il settore del digitale, dell'economia verde e dell'energia richiederanno moltissimi lavoratori in più, tante competenze. Lo ha detto anche Draghi, circa da qui al 2023 3 milioni di tecnici, il nostro paese avrà bisogno di 3 milioni di tecnici in più. La scuola deve fare un lavoro rapidissimo, ne è convinta la dirigente Carmela Palumbo, che ha già avuto un primo colloquio lunedì scorso con il ministro Patrizio Bianchi. Ascolta e condivisione, ma anche proposte concrete messe sul tavolo, tra queste, ecco, quelle del Veneto. Nel primo biennio di tutte le scuole superiori bisogna ormai introdurre e rendere obbligatoria una nuova materia informatica, ICT, cioè Information and Communication Technology, intelligenza artificiale, e anche il big data. E poi Ridurre il numero di studenti per classe, soprattutto per la scuola superiore, massimo 24 alunni nelle classi iniziali, tanto per cominciare. la lotta alla dispersione scolastica parte anche dalla personalizzazione dei percorsi, dalla possibilità di garantire per ogni studente il raggiungimento di una qualifica entro i 17 anni. Per farlo, spiega Palumbo, servono classi meno numerose. Nell'immediato la dirigente della scuola veneta auspica che l'attuale sistema con DAD al 50% possa essere garantito fino a fine anno, mentre sembra escludere che il calendario scolastico possa essere modificato. Oggi il ministro Bianchi ha parlato di scuola fino a giugno solo per le elementari. Più che prolungare l'anno scolastico inteso come giorni di lezione vera e propria, bisogna puntare su progettualità delle scuole e casomai cercare di anticipare la partenza dell'anno scolastico a settembre. L'1 settembre veramente tutti in classe.